Bentornati e bentornate a Obiettivo Sostenibilità, il format che mette in evidenza storie di impresa, storie di professionisti, ma anche associazioni di categoria che fanno della sostenibilità un po' il tratto distintivo. Non potevamo non avere in questo studio Coldiretti Verona, rappresentata dal presidente Alex Vantini. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, iniziamo parlando chiaramente di ambiente, di sostenibilità ambientale. Coldiretti è impegnata a 360 gradi su questo tema. Dobbiamo però iniziare, Presidente, da quello più urgente. Se ne parla da mesi e effettivamente non bisogna rimanere indifferenti di fronte a uno stato siccitoso eccezionale. Sì, in questi giorni qualcosina ha piovuto, c'è stata qualche precipitazione, però purtroppo noi ci ritroviamo in una situazione di emergenza, ormai da partire da diverso tempo. Consideriamo che non ci sono precipitazioni abbondanti e consistenti a partire da settembre 2021, quindi di fatto è uno stato d'emergenza che si protrae nel tempo. Noi come consorzio di bonifica, ma come pianura veronese, come coltivazioni a livello veronese, siamo legati all'Adige, è la nostra vena, quella che ci permette di poter irrigare, e l'Adige di fatto si trova in una situazione di grave sofferenza più di altri fiumi veneti come il Piave e il Brenta. La portata è molto bassa, dobbiamo inoltre garantire una certa portata, parliamo di circa 60 metri cubi al secondo a Boara Pisani, quindi nel Rodigino, per evitare la risalita del cuneo salino, che è un problema impattante per quel territorio, e quindi di fatto siamo un po' in attesa di precipitazioni e di piogge per poter garantire la stagione irrigua nel nostro territorio, nella nostra provincia, perché purtroppo ad oggi non siamo in grado di poterla garantire. Non è facile garantire, dicevamo, la portata per evitare la risalita delle acque salate del mare e nemmeno garantire purtroppo anche l'acqua necessaria agli agricoltori per poter, dicevamo, irrigare i campi. Insomma, sarà una sfida importante quest'estate. Sì, infatti sarà una sfida importante. Noi siamo già usciti con una serie di comunicati nei confronti delle aziende agricole nel nostro territorio per fare in modo di utilizzare l'acqua con responsabilità, quindi di irrigare su effettiva necessità quando serve, e di utilizzare, ove possibile, se possibile, di seminare colture meno idroesigenti, quindi che hanno meno fabbisogno di acqua per poter crescere, per poter andare in produzione. Sappiamo che non è una sfida semplice, soprattutto in un territorio come il nostro, dove legato a produzioni agroalimentari di altissima qualità e di altissimo valore aggiunto, però purtroppo ci ritroviamo in questa situazione, dobbiamo un po' tutti fare del nostro per cercare di superarla. Dicevamo, voi come Coldiretti Verona siete intervenuti anche sul tema del livello minimo del GAR, da cui vediamo su veronaeconomia.it un comunicato del 13 aprile scorso, insomma, allarme siccità, il GAR è ai minimi da 70 anni. Diciamo, è intervenuto dicendo che effettivamente sì, qualche goccia ha dato un sollievo, però va gestita questa situazione in modo più strutturata e organica, coinvolgendo diversi attori presenti sul territorio. Certo, sono necessari tavoli di lavoro per poter coordinarsi e cercare, come ripeto, come dicevo prima, ognuno faccia la propria parte per cercare di gestire al meglio la poca risorsa che c'è. Per il Garda non ci tocca, diciamo così, la questione, perché più che altro va ad irrigare i campi e le campagne del Mantovano. Anche lì stanno trovando un accordo con il consorzio di bonifica del Mantovano. Non è semplice, lo sappiamo bene, perché ci sono diversi portatori di interesse per quanto riguarda la risorsa. Penso all'Adige, abbiamo detto prima, dal territorio di Rovigo, che cerca di evitare la risalita del cuneo salinino, penso al nostro territorio che ha bisogno di irrigare, ma penso anche a chi utilizza l'acqua, penso banalmente ai pescatori, penso all'utilizzo che ne ha dal punto di vista ambientale, agroambientale. E la stessa cosa vale per il Garda, dove c'è anche un fattore importante che è il turismo, che quindi va tenuto ovviamente in considerazione. E tra l'altro, insomma, questa mancanza di acqua potrebbe creare delle modifiche importanti anche dal punto di vista della produzione, perché sempre sul sito coldirettiverona.it, ripreso anche sui nostri portali, a dir la verità, siccità, no? Acqua, Nuoriso, a Isola della Scala sono molto preoccupati. Isola della Scala, dico, per rappresentare un po' tutto il territorio IGP del riso, però ecco, i giovani si sono incontrati, proprio c'era presente anche lei a questo incontro, proprio per sottolineare uno stato di agitazione importante.
Sì, era un incontro dove si parlava della nuova PAC, della nuova politica agricola comunitaria, ovviamente che ha un focus importante per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e anche in quel caso non si è non potuto parlare di siccità. Ovviamente avevamo un territorio come Isola della Scala che ha il riso come produzione principe e non solo, ma comunque il riso è ben conosciuto all'Isola della Scala. E ovviamente in una situazione, in un'annata come questa, anche quella produzione è effettivamente a rischio, perché sappiamo bene che le risaie hanno bisogno di grandi quantitativi d'acqua che non sprecano, perché poi è acqua che viene restituita a valle dei processi produttivi, quindi entra in falda, ma comunque ha bisogno di una grande superficie d'acqua, un grande specchio d'acqua, le risaie, l'allagamento delle risaie, insomma, sappiamo che è una pratica agronomica utilizzata. Ad oggi qualche azienda sta pensando a tecniche innovative, quindi di semina a secco, di coltivazione a secco, ma è chiaro che comunque sia qualche diciamo, difficoltà la porterà sul territorio questa situazione. Non è detto, non abbiamo oggi la garanzia di poter dare acqua a tutte le risaie e quindi sicuramente questo impatterà anche dal punto di vista della produzione. Recentemente, vediamo se riesco a recuperare anche la news, eccola qua, proprio per affrontare questi temi più urgenti avete incontrato il senatore De Carlo, Luca De Carlo, che è presidente della Commissione Agricoltura al Senato, appunto, e avete con i delegati, con i dirigenti provinciali cercato di fare un po' il punto per coinvolgere il governo su questi punti, perché serve necessariamente anche l'aiuto dello Stato per affrontare una situazione di assoluta emergenza come quella che stiamo vivendo. Sì, certo, sappiamo che c'è la volontà e la necessità di istituire un commissario, il decreto è già uscito un paio di settimane fa, quindi si andrà verso un commissario nazionale che noi auspichiamo e possa avere potere che vada oltre quelli che sono i confini regionali, perché l'acqua, ovviamente, il fiume Certo. Adige non nasce e muore in Veneto, ma nasce in Trentino e quindi c'è bisogno anche di andare oltre quello che è appunto il confine regionale e speriamo che possa avere anche poteri da soggetto attuatore, quindi che possa fare tutte quelle opere che effettivamente sono necessarie in questo paese, nel nostro territorio, non solo, che possono dare una risposta ovviamente non a breve termine, ma nel medio e lungo periodo, superando quelli che possono essere tutti gli ostacoli di carattere burocratico e di fermo. Noi siamo in un paese purtroppo dove se vogliamo fare un'opera pubblica che può avere un effetto, penso per la siccità, ai grandi Certo. invasi, no? alle dighe, purtroppo ci scontriamo con tante fazioni, i famosi comitati del no. Ecco, questa figura commissariale dovrebbe andare oltre e cercare di capire con intelligenza, lungimiranza, attraverso quel tavolo che è stato istituito di crisi per la siccità, se un'opera è necessaria e se può rispondere alle esigenze di un territorio. E bisogna anche prevenire, recentemente lei è stato insomma anche all'inaugurazione del primo stralcio del consorzio LEB che ha inaugurato il primo tratto del canale rifatto e sicuramente si cerca di lavorare per garantire, no, anche in futuro una sostenibilità infrastrutturale, in questo caso di alcune opere che sono necessarie, anche se di acqua ce n'è poca, però bisogna chiaramente pensare in ottica futura. Sì, il LEB è un'opera importante, è stata la prima opera inaugurata attraverso e finanziata dai fondi del PNRR sul territorio veronese. Fortunatamente dal punto di vista delle infrastrutture irrigue sono arrivati altri soldi per quanto riguarda il PNRR, sono stati finanziati il rifacimento di un canale per il consorzio di bonifica veronese e di una trasformazione irrigua, quindi passare dagli impianti a scorrimento che utilizzano parecchia acqua ad impianti in pressione che utilizzano meno della metà della risorsa. Parliamo in totale di altri 36 milioni che dovranno arrivare nel territorio veronese, sono stati finanziati su tutto il territorio nazionale, anzi proprio la scorsa settimana è stato fatto un tavolo di coordinamento al MASAF, il Ministero per le Politiche, nuovo Ministero della Sovranità Alimentare e le Foreste, di a che punto siamo dal punto di vista del PNR, ne abbiamo parlato appunto con il senatore De Carlo. Effettivamente per quanto riguarda le opere irrigue, quindi per i consorzi di bonifica, sono stati stanziati 880 milioni, destinati tutti e che verranno spesi entro il 2026. Quindi questo è un buonissimo risultato dato dai consorzi di bonifica che, ripeto, anche sul territorio del Veronese sono riusciti a portare a casa risorse. Sono sufficienti
Assolutamente no, perché per rispondere a quelle che sono le emergenze e le necessità di cui stiamo vedendo e palpando con mano, assolutamente non sono necessari, ma si spera Si che si spera. possano accedere ad altri fondi. È da poco concluso il Vinitaly, che Vinitaly è stato e soprattutto quale futuro per la viticoltura, che sappiamo essere da traino, insomma, sul nostro territorio per l'economia agroalimentare? Beh, è stato un grandissimo Vinitaly che ha registrato presenze importanti, percentuali in aumento rispetto agli anni precedenti, soprattutto anche di presenza straniera, e questo è un bene. Purtroppo facciamo anche un po' di campanilismo, non è andata altrettanto bene qualche altra fiera a livello europeo sempre sul vino, ma insomma bene così, significa che Vinitaly potrà avere ancora lunga vita e sicuramente è una vetrina importante, una fiera importante per le aziende del nostro territorio, dove la viticoltura fa da padrone, ma per tutto il territorio veneto, che ormai, ricordiamolo come fa sempre il nostro presidente della regione Zaia, è il quarto stato, diciamo così, dal punto di vista della produzione vitivinicola e del prodotto interno lordo vitivinicolo, diciamo. Quindi importante manifestazione e speriamo che continui, perché sicuramente dà delle risposte importantissime al nostro territorio. Qui vediamo alcune immagini, insomma, che ci aiutano a descrivere un po' il mondo della viticoltura, dell'imbottigliamento. Insomma, anche qui sono stati introdotti dei passaggi sostenibili per quanto riguarda sia la produzione, i trattamenti. Si cerca di andare verso quella strada, Presidente, no? Di impattare sempre meno sul territorio rispetto al passato. Pensiamo con diciamo, i trattamenti chimici e anche insomma, il biologico, o comunque, senza entrare proprio in quella nicchia specifica, un'attenzione maggiore rispetto al passato c'è comunque. Assolutamente sì, non solo nella viticoltura, ma in tutta l'agricoltura, anzi dobbiamo raccontarlo, noi siamo la nazione che registra le migliori performance dal punto di vista della produzione sia sia biologica, ma comunque sia con attenzione particolare alla sostenibilità. Lo si sta facendo attraverso l'impegno costante dei nostri agricoltori, lo sta facendo l'Europa, perché in quello che chiede nella futura politica agricola comune è un'attenzione particolare alla sostenibilità e alle tecniche di produzione, diciamo, meno impattanti. D'altro canto non possiamo richiedere però sempre sforzo ai nostri agricoltori senza dare la giusta soddisfazione dal punto di vista economico e reddituale, quindi sì, c'è questa direzione. Noi chiediamo anche, altro argomento di cui abbiamo parlato con il senatore De Carlo, ma che tra l'altro lui ha fatto anche una proposta di legge, quello di liberalizzare l'utilizzo delle tecnologie di evoluzione assistita, cosiddette TEO, le INBT, e provarle, testarle finalmente in campo, perché sono culture dove viene agito in maniera sulla genetica, sull'ingegneria genetica, ma senza mischiare geni con altre specie come veniva fatto nell'OGM. Quindi di fatto viene accelerato quello che può essere un processo naturale. Possono dare le risposte ai nostri agricoltori, parliamo di piante che possono resistere alle principali fitopatie e possono anche resistere a situazioni di siccità rispetto a quelle in cui ci troviamo adesso, perché hanno meno fabbisogno d'acqua, quindi possono dare una risposta sia dal punto di vista della sostenibilità e quindi minor uso delle risorse, sia dal punto di vista della soddisfazione economica e minori costi per i nostri agricoltori. Una Coldiretti Verona che si è ringiovanita grazie alla sua presidenza, visto che insomma è uno dei presidenti più giovani a livello nazionale, e che ha recentemente anche rinnovato il delegato di Coldiretti Giovane, vediamo sempre da veronaeconomia.it, Riccardo Pizzoli, 24 anni, laureato in economia e marketing, prende il testimone di Riccardo Franco, qui una foto di gruppo, insomma va di parallelo anche questa attenzione, no? Dicevamo, nei confronti dei giovani, perché soprattutto sulle nuove tecnologie, sull'innovazione devono essere coinvolti, ma allo stesso tempo possono fornire anche conoscenze o spunti che derivano proprio dalla loro giovane età e dalla loro mente elastica, insomma, se così la vogliamo dire. Assolutamente no? Sì, Coldiretti credo di esserne una prova, ma ha sempre fatto dei giovani una bella strategia, con i giovani ha sempre fatto una bella strategia. Dopo, come si diceva, ovviamente le nuove generazioni sono quelle che riescono a dare in azienda dei risultati importanti. Non lo diciamo noi, ma lo dice il Centro Studi di Wooler, che ha fatto proprio un'analisi sulle giovani aziende agricole, su quelle che in termini di performance per quanto riguarda fatturato,
assunzione di forza lavoro e valore aggiunto prodotto per ettaro danno le migliori risultati, non solo rispetto all'interno del nostro paese, ma anche all'estero in tutta Europa. Perché questo ovviamente i giovani hanno un'attenzione particolare sia alla sostenibilità, ma anche ovviamente alle nuove tecnologie che servono ad oggi per ridurre gli input e massificare quelli che possono essere gli output, quindi la produzione. E chiuderei dicendo che Coldiretti Verona già da qualche anno redige ogni appunto fine anno un bilancio di sostenibilità. Non sareste obbligati a farlo, però lo fate proprio per mettere nero su bianco un impegno e una sorta di certificazione di un atteggiamento che va nell'ottica della sostenibilità, appunto. Certo, noi dal 2015 facciamo un report di sostenibilità che andiamo ad approvazione in assemblea con il nostro bilancio. È uno strumento del quale ci dotiamo per poter raccontare quello che facciamo di fatto tutti i giorni, quotidianamente. Parliamo di sostenibilità, ma cerchiamo di applicarla anche. La applichiamo sia all'interno dei nostri uffici, la applichiamo anche all'interno dei nostri mercati di campagna amica, dove già solo il chilometro zero, no? È un atto, quindi acquistare il chilometro zero è un atto di responsabilità e di sostenibilità ambientale. Lì anche nel nostro recente mercato coperto stiamo facendo diverse operazioni anche in collaborazione con altre aziende, penso al recupero dell'olio usato, penso ai trasporti fatti attraverso trasporti con il furgone elettrico, furgone che ricarichiamo attraverso la rete e quindi attraverso con ForGreen abbiamo questa rete per la produzione di energia a chilometro zero, quindi noi parliamo quotidianamente di sostenibilità, è uno dei principi e delle nostre linee guida, diciamo, da qui in avanti lo sarà sempre. Quindi attenzione anche alle fonti rinnovabili, perché da anni appunto Coldiretti ha una fornitura proprio da questa fonte e anche questo contribuisce a una gran fetta di questo bilancio di sostenibilità che ogni anno, appunto dal 2015, Coldiretti produce e mette a disposizione dei propri stakeholder. Presidente, grazie allora per essere stato con noi, ci sarebbero davvero tantissimi altri argomenti di cui parlare, però abbiamo dato una panoramica soprattutto sui punti più urgenti, come dicevamo appunto la siccità, ma ci saranno altre occasioni insomma per ritrovarci. Grazie a voi. E noi diamo spazio a un nuovo appuntamento di Obiettivo Sostenibilità.